Con Pietrini della Lazio Calciotto, una sconfitta che non ci voleva questa alla terza giornata per voi. Non siete riusciti a trovare la prima vittoria, ma potete ripartire dalla reazione nel finale. Sì, sì, purtroppo sono 3 partite, 3 volte che sbagliamo l'approccio alla partita. Diventiamo proprio molli e nel calcio puoi essere anche più forte tecnicamente, ma se non ci metti la grinta le perderai tutte. Al finale della partita mi fa ben sperare, poi purtroppo abbiamo 5-6 infortunati dalla pre-season, perciò speriamo di fare gruppo, recuperare gli infortunati, il campionato è lungo, speriamo bene. Una cosa, speri di non trovare un portiere come Fusco contro la Taverna dei 40 nella prossima. Ha fatto una parata sulla tua seconda punizione, stavi per fare doppietta su punizione, una parata incredibile nel finale, forse sarebbe valso il 3-3. Ho fatto i complimenti alla fine perché ha fatto una parata veramente incredibile, aveva perso il tempo ormai, c'ha avuto uno scatto di reni, purtroppo. Speriamo che faccia la doppietta la prossima. Grazie alla sincerità di Pietrini, in bocca al lupo.